Cari amici della Via dei Presepi, buon Santo Stefano a tutti, siamo a Riese Pio X e siamo in compagnia della nostra carissima amica Vania Baggio, che è una componente degli amici del Presepe di Riese. Di Riese Pio X. Vania, noi siamo qui al cospetto della Basilica di San Pietro, quindi raccontaci un attimino cosa rappresenta questo vostro presepio. Allora, quest'anno abbiamo rappresentato questa nuova scena proprio a Roma, proprio per i 120 anni da quando il nostro Beppe Sarto è diventato Papa. E quindi in occasione anche della Peregrinatio Corporis che abbiamo avuto a ottobre abbiamo deciso di rappresentare questa scena importante per noi. Sì, allora, sempre la vita di San Pio X, il nostro presepe non è un presepe tradizionale, ma ripercorre proprio i passi del nostro concittadino. Abbiamo Tombolo, dove viene rappresentata un po' anche ancora esistente l'osteria dei mediatori, poi abbiamo la salita al Cimagrappa con la mula bianca, poi abbiamo la natività che rimane tradizionale, quindi è una natività anche molto preziosa, realizzata da maestri artigiani, è realizzata in legno. Poi abbiamo Venezia, dove è partito per il conclave, che poi l'ha visto diventare Papa. Che è la scena dietro di noi. Che è la scena dietro di noi. Vania, naturalmente te da sola non avresti fatto nulla, No. E quindi dobbiamo ringraziare tutti i componenti che ci hanno dato una Tutti mano. gli amici del presepe, ma anche non solamente noi come gruppo, anche proprio come comunità, ci siamo aiutati molto. Vania, noi dopo questa breve intervista faremo un bellissimo giro, un bellissimo tour dal vivo, però a tutti i telespettatori manca solo sapere che orari e dove venire a visitarci. Certo, allora il nostro presepe si trova nella chiesetta adiacente alla scuola dell'infanzia, qui a Riese Pio X. Saremo aperti fino al 7 gennaio tutti i pomeriggi e poi tutte le domeniche fino a fine di gennaio. Che dire, come avete visto, amici della Via dei Presepi, anche Riese Pio X è un presepe che merita di vedere. Venite qui, noi vi auguriamo un buon Santo Stefano con Vania e con tutti i collaboratori. Vi diamo appuntamento a domani 27 dicembre, dove andremo lo vedrete solo seguendoci. Grazie mille e buona festa ancora a tutti. Grazie. Buona festa. Grazie.